C'entro anch'io, c'entro anch'io. Sì, benissimo, fermi qui su Teletutto per qualche minuto perché vi raccontiamo questo simpatico proverbio. Chi gaporo del peccato, el mörarà col cul pelato. È tornato l'ingegnere, ma quanto manca alla laurea in ingegneria? No, la laurea è già andata nel 2017. Hai fatto i 3 anni, la triennale, no? Come funziona? Io ho fatto il ciclo unico ingegneria edile 5 anni. Caspita, e ora di che ti occupi nello specifico? Ora lavoro in uno studio professionale e mi occupo di urbanistica. Hai capito? Ragazza e Francesco, studio professionale urbanistica, 20.000 euro al mese, va alla grande qua, E single, lo dico un dettaglio per voi che... Oh, a proposito di single non c'entra niente. I single qui però si parla di peccato, di sedere, di... Vabbè, leggilo tu, dai, che simpatico Francesco, va, che qualcosa magari ci capisci. Chi gapora del peccato il morarà col cul pelato. Ehi, ingegnere, qua siamo andati alla grande. Si può dire? Ormai l'hai detto, quindi chi gapura del peccato il morarà col cul pelato. Che significa secondo te? È che se uno alla fine non fa mai niente, anche a fine del conto non avrà niente. Quindi tu sei uno che si applica, che fa... sei un tipo intraprendente oppure no? E dai, cerco di darmi da fare. Gli ingegneri proprio per DNA devono essere intraprendenti, Patrizia, lei se non sbaglio, tempo fa, quando la beccammo qui per Centro Anch'io, ci disse che le torte, insomma, le uscivano bene, no? Abbastanza, mi sembra di sì. Dopo Le ha fatte un po' in questo periodo? ne ho fatte un paio, non tante. Uscite bene? Sì, sono uscite bene, sì. Vedi? Questo ci fa piacere. Allora, qui, cara Patrizia, proviamo a leggere. Qua. Allora, chi gapora del peccat e il murarà col cul pelat. Non si poteva dire la parolaccia però, Patrizia. L'ha scritto. Dai, doveva censurarla, fare un bip, dai, vabbè, abbiamo scherzato. Chi gapora del peccato il morirà col cul pelato, ovvero? Chi ha paura del peccato morirà col culo pelato. Che vuol dire? È un invito a peccare, a trasgredire. Chi ha paura del peccato, chi ha paura di fare, non lo so cosa vuol dire, chi ha paura del peccato, non lo so cosa vuol dire, non mi viene in mente niente. Franco l'attore un po', perché attore di commedie dialettali, no? Sì, allora, attore è una parola grossa, dai, A livello dilettantistico, insomma. molto dilettantistico, però dai, non me la cavo male, insomma. No, che bei tempi, speriamo di poter tornare a riempire i teatri e divertirsi, Quello sì, perché manca molto il rapporto interpersonale con le persone, tutto, insomma, il pubblico che abbiamo, anche se non vasto, però ce l'abbiamo, insomma. Allora, caro Franco, chi gaporo del peccato el mörarà col cul pelat? Abbiamo detto, ride. Chi ha paura del peccato morirà si può dire, col culo pelato, cioè... E cioè? A dirti la verità non saprei molto interpretare meglio, dovresti dirmelo tu che magari... Insomma, chi ha paura a sbilanciarsi, a darsi da fare, a provare, riprovare, insomma, uno nella vita, come dire, si deve anche rischiare un attimino nella vita, cioè, però interpretarla bene questa cosa qua non la so interpretare bene. Chi gaporo del peccato il mörarà col cul pelato, ovvero chi ha paura del peccato morirà col sedere pelato, cioè chi si fa 1000 scrupoli morirà in miseria. Ma attenzione, non sempre l'opportunismo e le scelte poco ponderate sono vincenti. Che dite? L'esperienza un po' insegna. Arrivederci, alla prossima, grazie.